Asili nido più cari dal prossimo anno nel comune di Agrigento. È ufficiale, per l'anno scolastico 2018-19 chi vorrà portare il proprio figlio in un asilo nido gestito dal comune dovrà pagare di più. E questo perché sono state aumentate le rette previste, ovviamente sempre in base al reddito. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto a seguito delle misure correttive approvate dalla giunta comunale, nonostante fossero state bocciate dai revisori dei conti. Il municipio agrigentino ha in funzione gli asili nido e Seneto e Villaggio Mosè, che servono l'intero territorio comunale, ospitando ciascuno fino a un massimo di 50 bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi. Chi ha un ISEE da 0 a 1.500 euro all'anno dovrà pagare 55 euro al mese, 80 euro invece per chi dichiara un ISEE fino a 4.000 euro. Con un ISEE tra i 4.000 e i 7.000 euro, 100 euro al mese, tra i 7.000 e i 10.000 euro, 120 euro, tra i 10.000 e i 15.000 euro, 140 euro al mese, tra i 15.000 e i 18.000 euro, 160 euro al mese, tra i 18.000 e i 20.000 euro 180 ed infine, con un ISEE di oltre 20.000 euro, 200 euro al mese. Confermata l'agevolazione dello sconto del 15% sulla quota dovuta sul secondo figlio ed il 20% dal terzo figlio in poi, valido per tutte le fasce. Chi non dichiara il proprio reddito è inserito nella fascia più alta.